Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Come potete vedere ci troviamo nuovamente all'interno della nostra mappa. Allora, facciamo un piccolo ripasso per quanto riguarda le scorse puntate, un piccolo riepilogo. Abbiamo spostato la zona industriale da questa parte a quest'altra, vicino alla nostra centrale a carbone. Adesso siamo riusciti un po' a rendere la zona industriale tutta nell'altra isola. Ci sono miniere, come potete vedere, fonderie che sono bene attive, producono metallo, il fabbisogno energetico è salito a circa 220 megawatt. Abbiamo attivato anche l'ultima unità della nostra miniera di carbone che per i prossimi 20 mesi ci darà molto più carbone di prima. Allora, vediamo un po'. Adesso ragazzi, vediamo un po' quello che succede per quanto riguarda l'archeologia. La grande opera è stata già impostata. Potete vedere che servono leghe, metalli, quindi inviamo risorse. Bene. Così i nostri metalli arriveranno alla grande opera, le televisioni li fornirà qualcun altro, però non credo che le altre grandi opere siano state realizzate, perché? Vediamo un po'. Eddie, per errore ti ho dato 70.000 euro, però 70.000 dollari, però ok, perfetto. Vediamo un po'. Allora, XB, queste sono notizie di ieri, di 18 ore fa. Vediamo un po'. Sì ragazzi, non penso che le altre città abbiano sviluppato l'archeologia. Un'altra, come dire, un'altra grande opera, perché appunto non ci sono notifiche. Però noi, come al solito all'inizio di ogni video, andiamo a dare un'occhiata. Vediamo un po', intanto noi stiamo mandando metalli all'archeologia per velocizzare un po' tutto. Vediamo un po' che cosa c'è. Vediamo un po'. Ecco, anche loro l'hanno posizionata ma ancora non l'hanno ultimata. Eccola qua, guardate questo ragazzo, 40 milioni. Ah, wow. Ah, ecco, posso posizionare ragazzi le mega torri. Meno male che sono andato in questa città e che mi ha fatto ricordare delle grandi torri. Ora sostituirò nella nostra zona residenziale qualche appartamento con una mega torre con questi soldi. Così riesco un po' a essere più indipendente a livello di abitanti. Allora ragazzi, abbiamo visto quella zona. Allora, voglio mettere appunto una grande torre, diciamo. Vediamo dove la posso mettere. Allora, eccole qua, mega torre d'elite, vabbè non mi interessa. Vediamo dove la posso posizionare. Ovviamente qua andrebbe benissimo, però non penso che vada bene. Deve essere in una zona residenziale. Supporta i sim a basso e medio reddito, aumenta il valore del terreno. Incremento demografico, crea piani appartamenti. Ecco ragazzi, possiamo collocarla qua. Allora, facciamo un po' di spazio. Togliamo queste case e vediamo se la possiamo mettere qua. Allora, rimuoviamo questo pezzo. Ah, troppo grande. Facciamo così. Ma qua c'è la zona... C'è il terreno inquinato. Oh, ma quanto sono, maledizione. Oh, facciamo così. Ricostruiamo. Rimettiamo le case dove erano. Ecco qua. Qui, ragazzi, purtroppo c'è il terreno inquinato. Non conviene. Vediamo di metterla in una zona più adatta. Vediamo un po', vediamo un po'. Avanti, ecco, si stanno sviluppando nuove case, meno male. Dove la posso mettere? Ragazzi, sto pensando. Intanto qua abbiamo distrutto delle ottime abitazioni che ormai si erano anche evolute. Abbiamo perso abitanti. Vorrei non sacrificare però troppo. Allora, da questa parte potrei metterla, però ovviamente... Cioè, non lo so, forse la possiamo mettere anche da questa parte? Non lo so, ditemi voi, ma vedere... È bruttina vedere una mega torre appunto in questa zona. Intanto si stanno formando dei nuovi appartamentini. Certo, se l'andassi però a mettere in questa zona otterrei solo vantaggi, perché non andrei a distruggere nessuna casa. Quindi ragazzi, io dai, la metto qui. Magari se le persone si sentono insoddisfatte la vado a togliere. Eccolo qua. Nuova mega torre pronta. Eccola qui. Perfetto, lasciamola per adesso qua. Vediamo quello che succede. Allora, vediamo se qua si stanno riformando le abitazioni. Perfetto.
La costruzione dell'inizio in marcia. Ok, perfetto. Allora, vediamo un po'. Stiamo costruendo il primo piano della megatorre. Intanto stiamo mandando anche i minerali alla nostra grande opera. Vediamo un po'. Come va con i morti al giorno? Crimini ce ne sono pochissimi. Rifiuti un po' meno. Bene. Andiamo a vedere la nostra discarica. Aggiungiamo un camioncino per velocizzare il raccolto. Vediamo un po'. Acque reflue le vendiamo al nostro vicino. Allora ragazzi, perfetto. Qui abbiamo il primo piano di appartamenti che dovrebbe... Cos'è questo? Piano in costruzione. Quanto ci vuole per finirlo? Vediamo un po'. Ah, ok, lo stiamo tirando su. Guardate che figo. Qua stanno tornando i cittadini, vero? Perfetto, li stiamo portando nuovamente in città. Purtroppo ho perso l'alta densità. Edifici non alimentati. Dove? No, niente, a posto. Ok, funziona tutto. Cosa c'è qua? Carenza di acqua? Come carenza di acqua? Ma come? Non cominciamo a queste storie della carenza di acqua. Il deposito è pieno. Aggiungiamo un altro. No, ma no, 4 vanno più che bene. Sarà forse un problema di traffico momentaneo. Adesso voglio vedere un attimo la grande torre. Eccolo qua, piano di appartamenti. Si affittano appartamenti. Vediamo se qua va bene, ragazzi. Vediamo se riusciamo a far entrare delle persone. Voglio vedere un attimo a livello di felicità cosa succede. Forse non... Boh, non lo so se ho fatto bene a metterlo qua. Vediamo un po'. Le cose vanno discretamente. Vediamo cosa succede. Le persone si stanno lamentando. Ecco, già siamo a 25.000 abitanti. Popolazione massima. Vediamo se possiamo aggiungere adesso un nuovo piano sempre di appartamenti. Eccolo qua. L'abbiamo messo. Avvio costruzione. 652.000 dollari. Benissimo. Sì, visto che c'è questo problema legato al traffico, adesso noi velocizziamo un po' le cose portando una nuova stradina qui. Così la nostra fonderia farà tutto quello che deve. Perfetto, miniera di carbone avanzata. Qua stiamo bruciando tutto. Il metallo lo stiamo producendo alla grande. Ah, giusto, posso ampliare questa zona. Allora, fornace per i metalli e fornace per le leghe. Non mi interessano le leghe, mi interessano solo i metalli. Perfetto, 2 zone in più per la produzione di metalli. L'energia scarseggerà adesso, o no? Appena entreranno in funzione 2 caldaie, l'energia scarseggerà secondo me. Ecco che sono partite, ma l'energia è diminuita di appena un 5%, quindi niente di che. Allora ragazzi, la grande torre si sta potenziando. Vediamo un po', adesso con questi metalli vediamo di mandarli tutti alla grande opera e un po' anche venderli. Ok, vediamo qua come vanno le merci. Allora, la felicità della popolazione è alla grande. Meno 2.000 dollari. Perché? Vediamo, qui dice 200. Ah, mamma mia. Le cose vanno discretamente. La popolazione massima è stata raggiunta anche qui. Andiamo a fare un altro piano di appartamenti. Servizi. Piano per il reattore nucleare, questo è bello. Ah, con un componente centrale di un reattore nucleare. Il reattore avanzato al centro di questo piano procurerà un meltdown come le centrali nucleari tradizionali. Wow. Piano dell'educazione, bellissimo. Piano dei parchi, stazione. Le corone, cosa sono? Corona aria pulita. Vabbè, io gli metto un altro piano di appartamenti perché voglio incrementare la popolazione. Perfetto. Me l'ero dimenticata questa storia delle grandi torri. Ma quasi quasi ne metto un'altra io. Vediamo un po'. Intanto ci interessa. Ora vorrei sviluppare. Ah, che è questa storia dei tubi intasati qua? Oh, ma che è successo? Stop. Perché non riusciamo più a inviarla? Guardate quante persone che la vendono. Compriamo un po' di capacità per il trattamento delle acque da qualcuno. Via, via, via queste acque reflue. Mandiamole tutte via. Ok, mamma mia. Ok, tutte le industrie soprattutto. Adesso dobbiamo per forza attivare un nostro impianto di depurazione. Però non volevo queste altre spese a livello orario io. Lo sterilizzatore di acque non ci serve. Per forza dobbiamo mettere un impianto di depurazione come si deve. Lo mettiamo ragazzi in una zona che non ci dia troppo fastidio. Per esempio qua va bene, vicino alla miniera. Ok, vediamo di raccogliere un po'. Ecco qua, intanto il municipio lo possiamo migliorare, perfetto. Vediamo un po' qua come va. Un altro piano lo stiamo collegando. Allora, volevo fare un'altra cosa. Con tutti questi soldi che ci stiamo portando via grazie alle nostre navi e ai nostri treni che arrivano costantemente. Wow, perché questi soldi a livello orario? Che cosa è successo? Quante persone abbiamo fatto l'altro piano? Ah, si affittano appartamenti, arriveranno le persone da un momento all'altro.
Perfetto. Ovviamente tutto questo costa. Sì. Vediamo un po'. Chiuso, cercasi personale. Ah, ecco perché. Vediamo un po'. Perfetto, allora ragazzi, mettiamo un piano di centro commerciale. Ecco qua, piano di centri commerciali a medio reddito. Dovrebbe essere questo, no? Ah no, questi sono a basso reddito. Sì, sì, basso reddito questo dovrebbe essere. Quindi mettiamo un piano di centro commerciale. Avvia costruzione. Ok, stiamo smaltendo un po' di acque. Perfetto. Allora, con questo piano con questi centri commerciali al piano di sopra sicuramente possiamo stare un po' più tranquilli. Questa è una torre a basso reddito, come potete vedere. Forse perché in questa zona, tubi intasati. Le acque le stiamo controllando per bene. Eccoci qua. Ci sono edifici distrutti? No, benissimo. Cosa ha il municipio? Ah, la villa del sindaco. Sì, ma non ho spazio per metterla. Un attimo, il carbone regalato da Ferrari è fermo al confine. Ok, ah, mi hanno regalato del carbone, wow. Morti al giorno, vediamo un po'. Ancora tubi intasati, stiamo bloccando tutto il nostro flusso. Mamma mia, le acque sono ferme qui. Mamma mia, mi sa che dobbiamo collocare una nuova zona di raccolta. Eccola qua, avanti, avanti, un'altra cisterna per purificare tutto. A livello di acqua stiamo bene, energia appena sufficiente. Allora ragazzi, alla grande opera stiamo mandando i nostri metalli. Vediamo un po' come va. Il deposito è ancora pieno qui. Wow. Però, è tutto... Vediamo qua, forse il magazzino qua come va. Il magazzino qui va benissimo. Adesso metalli ne facciamo molti di più. Allora ragazzi, abbiamo finito anche l'altro piano di centri commerciali. E credo che la mega torre adesso vada molto bene. Vediamo quanti piani possiamo fare ancora. Ah, ancora, guardate quanti ne possiamo fare. C'è una domanda ad alto reddito, di appartamenti ad alto reddito, però non lo so. Centro commerciale, piano degli uffici, bassa tecnologia per il lavoro. C'è una richiesta ad alto reddito, ma per adesso vediamo un po'. Stazione sopraelevata, corone, questo no. Piano per il reattore nucleare, piano dell'educazione. Allora, wow, quanto costa. Piano dei parchi. Io gli metterei un piano appartamenti a medio reddito. Eccolo qua. Perfetto. Come va a livello di acque reflue? Ci stiamo andando benissimo. Forma di torre, perfetto. Allora, la cosa che volevo fare, ok, tratta 200 kg di acqua orario nell'impianto di depurazione. Volevo sviluppare il control net, l'accademia. Ah, dobbiamo costruire degli edifici ad alto reddito. Perché l'accademia? Perché potrebbe essere utile dal punto di vista del control net. Potremmo sfruttarlo secondo tanti principi, ragazzi. Vediamo un po'. Secondo tanti criteri. La criminalità prende il sopravvento. Volevo finire questa torre però prima. La villa del sindaco la potremmo mettere, ragazzi, in qualche zona particolare per riuscire a sfruttare. Ecco, per esempio, dove ci sono i parchi. C'è qualche parco che... ecco qua, per esempio, villa del sindaco. C'è qua questo parco, no? Che può dare un po' fastidio. Lo togliamo e mettiamo la nostra villa. Perfetto. Con i vari miglioramenti, che però qua non ci stanno. Maledizione. Ecco, potremmo sostituire questo parco qui con la villa del sindaco, che è molto più bellina. Eccola qua. E qua mettere qualche casetta. Questo dovrebbe aumentare il valore del terreno drasticamente, eh? Vediamo un po'. Ah, no. E io ho messo tutta questa cosa per quale motivo? Non ha aumentato niente, ragazzi. Il terreno è rimasto quello che era. Vediamo di mettere qualche piazza qui. Ecco, ora sì. Perfetto. Allora, come sta andando qui? Abbiamo finito l'ultimo piano di appartamenti. Li stanno affittando. Stiamo aumentando la popolazione drasticamente. Ecco, ora ci ho pensato. Allora,
Con i metalli come va? Mancano minerali e i minerali mancano. Ma che siamo pazzi? Guardate qua quanti ne stiamo producendo. Forse questa villa ha un costo orario? 100 dollari l'ora, wow. Questo quanto ha? 120, quindi è come se avessimo messo un parco. Vediamo come va il valore del terreno. 3.000 dollari in meno, maledizione. Eh sì, stiamo mettendo qualche edificio ad alto reddito. Ci interessa per per il control net. Ok, vediamo come va la grande torre. Che cosa vogliono? No, per adesso va bene, ragazzi. Hanno il piano commerciale, hanno tutto quello che gli serve. Problemi a livello di criminalità, ma non credo proprio, perché riusciamo a fermarli tranquillamente. Il problema è della salute, ragazzi. Questo sì, dovremmo togliere la clinica che abbiamo e sostituirla con un ospedale. Per forza. Ma i soldi non ce lo permettono. Ah sì, perché ho sostituito queste case, giusto? Ma io sapete cosa faccio? Tolgo questa villa. Ma la villa poi si può migliorare, mi sa. Vediamo. Sì, sì. Allora la lasciamo, dai. Ok, delle nuove case sono pronte. Ad alto reddito. 2, credo. Sì, sì. Abbiamo quasi 1 milione di dollari. Popolazione massima residente. Le cose vanno discretamente. Perfetto, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Qualche servizio. Ma no. Voglio mettere io l'ospedale gigantesco con tutto quello che ne deriva. Deposito è pieno. Qua. Vero? Ok. Costruzione ecologia ha bisogno di più metallo. Allora ragazzi, abbiamo i soldi per adesso per costruire il nostro ospedale. Allora mettiamo un ospedale. Lo volevo mettere in una zona vicino alla zona residenziale, perché sì. Ma dove lo posso mettere? Ah, questi spazi, vediamo un po'. L'ospedale qui non serve, perché ovviamente le persone si ammalano in questa zona. Però anche quelli nelle industrie si ammalano qui. Boh, potremmo metterlo a metà strada. Ma qua l'ospedale non va bene. Dobbiamo metterlo in una zona. Vediamo se posso trovare qualcosa. Dove? Certo, qua lo posso mettere. Non voglio distruggere altre case. Ecco, forse qua lo posso mettere, perché queste no, ma no. Vediamo qua.